O confessi a Dio Onnipotente e a altri fratis, dive masse pecchiato i pensieri, la parola e gli sforzi. Hai sempre una bella occasione che attacci per riguardare la figura del Beato Bertrand. Io ti cambio Furlan Agin, mi capisci stesso. Guardi il saluto anche dalla svesa comunità, dalla Ievedasio e di tutte le comunità che sono nasciute nel corso dei secoli. La fiesta del patriarca Beat Bertrand è un'occasione importante per valorizzare e non dismentare una figura tanto importante che ha fatto tanto bene per la nostra inta, il suo tempo. E è importante perché noi possiamo inclamare come persone, ma anche come cristiani, a vivere la nostra vita i valori che il Beato Bertrand hanno lasciato, soprattutto l'amore per la Chiesa, per la sua Chiesa, per il Friuli, per il patriarcato di Aquileia, l'amore per la Int, per la sua Int e soprattutto per i Puars. Non dismentiamo che il Beato Bertrand è stato un uomo di grande carità e si è impegnato tutta la vita per difendere soprattutto la pura Int che tante volte veniva fatta bersaglio dai potenze. Lui ha sempre difenduto la pura Int. Questa è la sua grandezza e quindi noi possiamo valorizzare questi valori, che l'entusiasmo che lui e che l'impegno che lui ha lasciato. Possiamo learla con un desiderio nostro personale, ognuno di noi può impegnarsi a vivere queste virtù. Il Friuli di Vuia, come diciamo noi in Furlan Agin, il Friuli di Vuia può imparare tanto. Io dico, ognuno di noi personalmente può vivere che i valori che lui ha lasciato, ma soprattutto come si impegnano a fare naturalmente i nostri amministratori, i nostri politici, che hanno convinto a continuare tutti insieme a volere bene alla nostra Int, a impegnarsi per il bene della nostra Chiesa, per il bene soprattutto della Int che ha manco il vuas della nostra Chiesa. È un amore grande che vinda via noi come cittadini, come cristiani, ma anche gli amministratori che governano il nostro Friuli. Ecco, una passione che avete da continuare, questa passione per la propria Chiesa e soprattutto per le nostre tradizioni. Io immagino che la pura Int seta in Cimò, naturalmente la Int che fa sfadia sbarchiare lunari e anche alle nostre comunità, e tanta Int che ha bisogno di un aiuto, di un conforto, di un sostegno, ma soprattutto anche a non dismentare appunto la nostra situazione dalla montagna, dalla pedemontana. I nostri paesi stanno ben plan scomparendo, nei nostri paesi alle un grandi funerali e sono purs battesimi. E io dico che è giusto che senza pecchiare in vanità, in vanagloria, ma noi che viviamo nei nostri paesi possiamo via l'orgoglio da di noi restiamo qui, manteniamo ferma la nostra presenza nei nostri paesi e vinda essi considerati persone di coraggio, perché vive in certe situazioni in cui i servizi di ogni tipo sono sempre mancul, vi bisogna quindi da essi sostenuti, incoraggiati e non abbandonati da nessuno, e come che c'è da fare naturalmente, però l'impegno è da continuare dai nostri amministratori.
Mandi a tutti, benvenuti a quelli libaris, a una chiacchierata. Voi ovin insieme con noi che de blave di Mortean. Una volta, quando uno era furbuto, tu dicevi, se tu sei una buona blave di Mortean, no? Però voi vin un che rappresenta che la cooperativa della blave di Mortean, Aselio Ionico. E che è venuto qui a Cetanus e hanno sconte una vera biele che ormai non si neanche più abituati a fare. O vince qualche prodotto che loro fanno, che neanche modi altri. Allora, Aselio, siamo mai in la cooperativa della quella storia, in Ade praticamente quasi 20 anni fa, dal 2000, ormai il prossimo anno saranno 20 anni, in Sud grazie a nuovi socios, o miglior disin a nuove aziende agricole che si sono consorziate e hanno creato una cooperativa appunto la Blave di Mortean, con c'è scopo? Con scopo di avere un prodotto, una farina di blave, di polente, di alta qualità. Questo è il scopo principale perché in Sud la cooperativa Blave di Mortean. E sono partiti con un disciplinare, si sono dati da regole, quindi, per poter migliorare ciò che già a Mortean è un buon prodotto sempre stato. Tu l'hai detto tu in prima, si conosciuti come Blave di Mortean è un nome che va in da urta ai teams, no? Quindi il territorio è sempre stato propizio per queste colture, è sempre stato favorevole, vuoi per clima, vuoi per tiare che non è né tiare di glerie, non è né tiare di, come si dice, argillose, è una tiare grasse, si usa di, che ha le temperature giuste, le umidità giuste per coltivare bene queste piante, insomma le blave. Una roba importante è le raccolte. Ecco, non le raccolte partiti, sappiamo che si chiama sulla blava in Friuli, no? Si passa con le trebbie è questo grande trattore, che ha questi ponti davanti, che fa praticamente ridotto, al taglio le piante, al scosole le panole, le sgrane, le butte, granelle va tal casson da urno e che la diventa tutte dopo farine. Investe altri, ecco, tutte queste manfrine per dire che non lo prende macchina lì, no? Nel senso che ad prendere un altro tipo di macchina che si chiama spanocchiatrice. Le spanocchiatrici è una macchina che, come le trebbie, taglia le piante, però mantiene le panole intere. Scusa la panole, le mantiene intere, dopodiché le partiamo in stabilimento e lì, come che vi ho dato magari in un filmato che ho portato, assegnarà selezionate manualmente. Questo ci permette di scartare eventualmente le panole che, come naturalmente succede in tutti i prodotti agricoli, e hanno un scarto, hanno un minimo di scarto, come che si va a vendere, tu sai, se tu l'anta vende male, è logico che non tutti i raps sono perfetti, no? E si tira da sotto in una certa maniera la panola, qualche panola non c'è il via rotolo. Esattamente, ma questa bisogna curare. Allora, se passa le trebbie purtroppo non hai voi, e che a chiappe e sgrane butta tutto al casson. No, con quel sistema qui, che reclama tra l'altro il sistema antico dai nostri nonnos, che è il di curare a mano, no? Scartosare a mano. Ecco, scartosare a mano, e evitiamo queste problematiche. Quindi, avendo un scarto, logicamente, che può variare di annate in annate dal 5, dal 10% sul prodotto, però siamo sicuri che il 90 e il 95% che non resta è il prodotto più sano che raccoglie. Ecco, queste sono le grandi differenze che è tra le nostre farine e una farina normale. Allora, qui denant ovin due tipi di farine, la classica farina blanche e la classica farina gialla. Ecco, una roba di dire anche sulle farine. Qui dentro, che chilo di farine, qui sono ben 3 varietà di blave, cioè tu sai che le blave come le uve, no? Il pinotto, il merlot, e anche le blave sono le varietà, no? Perché sono 3 varietà, perché è una miscela di 3 varietà, tu mi domanderai, perché
una buona polente ha almeno tre caratteristiche, ha un buon sapore, ha di biele di viodi, ha un bel colore e anche il profumo al fa le sue parti. Quindi selezionando queste tre varietà qui, noi siamo sicuri che anche che panni sbessoli saranno buoni, per l'amor di Dio, noi è di, però mettudi insieme, miscelati insieme, esaltano queste tre caratteristiche. Quindi se io tengo, secondo il nostro modo di viodi, una buonissima polenta, ecco. Senti, te chams, se molto trattai con i trattori? Sì, beh, certamente lì, te chams, è il classico, si limita al massimo, per esempio, con CIMS, si limita al massimo anche i trattamenti, proprio te mirati, al più possibile, ti disarai un'altra roba. Le plantis, che di solito vengono a una distanza di circa 16-17 una dall'altra, ecco, anche lì dal nostro disciplinare non manco il di vinci. Dunque col geito passi dal mese. Col geito quasi col geito passi dal mese, ma chi se il voglia dire che una pianta vince piaia, pi sorelli, e cresce logicamente più sane e quindi non si muffis, non c'è per malattie, le più facili segni più sane, quindi più. E sapale noi? No, sapale a man no, anche mo no, è ben superato in che fase lì, sì. Bene, allora i prodotti che vengono fatti dalla tua cooperativa, quali sono? Allora, si partisce logicamente, non si partisce con la farina, e che è le nostre cavallo di battaglia, se si vuol dire così, no? E dopodiché si inlazza in davanti. Perché non bastava come presentare la nostra farina, a Sinazzi Devanta fa la polente, proprio da pronte. Sì, esatto, noi le facciamo direttamente lì a Mortean, le polentiere, e facciamo le polente, dopo le distribuiamo per botteghe, per negozi, per tutto. Una polenta tra l'altro che discugnizia di tenuta in frigo perché hanno 3 ingredienti soli, aghe, sale e farina. Non ha nessun tipo di conservante, quindi ha vamitude sotto vuoto e ha una durata di circa un mese e mezzo e va tenuta rigorosamente dal frigo, sì, consumate. E dopo altri prodotti? Naturalmente abbiamo tutta una serie di prodotti di fuori, che sono sempre derivati dalle nostre farine, grissins al mais, grissins col sesamo, abbiamo 3 tipi di grissins, 2 tipi di biscotti, uno addirittura è fatto come con la farina di blave, anche per venire incontro a queste tendenze che è di intolleranze al glutine, no? Quindi abbiamo un prodotto proprio che è specifico perché può avere quel tipo di problema lì. E dopo abbiamo il guarding, perché si anche la fuori dal... Sì, perché io dote voi sì, no, anche il guarding, chiaramente, anche che è un prodotto dai primi venuti fuori, dopo le blave è stato inserito subito il guarding, che è un decorticato, non è il solito guarding, si può dire di perlato, che si vede spesso in botteghe che è bianca, ma è decorticato, cioè vuol dire che viene lasciata le ultime scuse e quindi è un prodotto semi-integrale praticamente, che è magari più scuro, è magari un po' brutto di vedi, però sicuramente è un prodotto. Io penso che sia un mio, perché tengo tutte le robe buone che posso mantenere sicuramente questo prodotto. Bene, allora io ti ringrazio di essere venuto con lei. Io vi ringrazio voi altri. E saluto i nostri ascoltatori con un Mandi. E io come al solito di Sfurlan, Sfevela e Furlan.